Vuole interrompere il digiuno il Città di Sesto, che riceve la visita dell'Olimpia Regium Reggio Emilia nel settimo turno del campionato di Serie A2. E inizia la partita. Insiste la squadra ospite. Recupera Papù. Il contropiede del brasiliano rapidissimo, ora spalla a spalla con l'avversario. Eder non è riuscito nella deviazione sotto porta. Ancora l'Olimpia Regium a insistere, Ferrari all'indietro, Alitia. Vince il contrasto, ancora Betao, Casu, conto che batte la palla respinta, sto le gambe. Square si abbassa, poi il pallone per Papù. Pressione ancora di Papù nel duello tra numeri 14 con Ferrari. Mura qui si lascia scavalcare dal pallone, Zanatta in uscita, ma poi arriva il vantaggio dell'Olimpia Regium. Ha segnato la squadra ospite che la sblocca a 8:06 dal termine del primo tempo. Meno, ancora una conclusione, Zanatta mette fuori Regium a Square, qui si fa soffiare il pallone, attenzione all'Olimpia Regium, provvidenziale qui l'intervento di Cau, tentando di subire ancora l'iniziativa dell'Olimpia Regium a Square, una bella conclusione in diagonale con il mancino, alza per Square, ancora un diagonale, la tiene lì Kaibat per Papù, si gira bene Papù, attenzione, deve uscire da lì. Eder pareggia il Città di Sesto a 4:31 dal termine del primo tempo. La sassata di Eder Ruffine che vuole svegliare dall'incubo il Città di Sesto. Viene la rimessa laterale, pallone alzato, a Square si coordina sull'esterno della rete, ma ora è tutto un altro Città di Sesto. La circostanza di Mazzano e Digno a un passo dal gol del 2-1. Betao con il tacco, ancora Mura, pallone fuori di poco, ancora un tacco, Papù liberato al tiro, la respinta, il pallone messo in mezzo, ha segnato Mura, ma prima c'era stata l'interruzione ed era il movimento di Mura, passa in vantaggio il Città di Sesto in apertura di secondo tempo, la correzione sotto misura di Giulio Mura. Come sempre a dare qualità Papù, centrale Kaibat, poi ancora Papù dopo la respinta. E arriva un gran gol di Alitia, subito il pareggio dell'Olimpia Regium. Del sabato, ovviamente c'è Betao, l'azione Betao! Cola che batte due volte, mettono fisca Ruffine, Betao, che batte al centro di tacco, ma più fuori, incredibile. Guandelin all'indietro, la battuta al volo di Mazzano, chiede, ottiene il pallone Eder subito in verticale da Papù, lascia lì per Mura, era buonissima l'idea, ancora Papù con il tacco, Giulio Mura per il nuovo vantaggio del Città di Sesto. Ha rimesso già in gioco Ferrari, dall'altra parte Digno, la rasoiata, pallone fuori. Sì, non sono corretti, non posso farci niente. E vediamo anche qua, per esempio, rivedibile anche qua, 2 contro 1. Zanatta, vai Digno, provvidenziale Eder, ha tolto il pallone di classifica del Città di Sesto, ancora a secco di vittorie in questo campionato. Digno e Zanatta, poi attenzione, non è finita, il pallone resta lì, si resta lì e Digno esplode il destro, Zanatta ancora e Digno, Alitia calibra il mancino per la testa di Valtin. Alitia a finta, poi Papù ancora all'assalto, Papù recupera il pallone, poi vistosamente trattenuto, si continua a giocare, Cau la chiude il Città di Sesto a 20 secondi dal termine, ha segnato Andrea Cau. La resa dell'Olimpia Regium finisce qui, prima vittoria in campionato per il Città di Sesto che batte per 4-2 l'Olimpia Regium.